caso di rabbia, aggiunto Vittorio Veneto nei giorni scorsi, ecco la campagna di vaccinazione straordinaria sul territorio a carico dell'ULSS 2, un gesto necessario per proteggere gli oltre 5.000 animali da una malattia potenzialmente mortale. Assolutamente necessaria per la prevenzione, ricordiamoci la gravità che può portare la rabbia, che produce morte, e quindi diventa veramente importante seguire questa campagna vaccinale. Chiedo a tutti i cittadini la massima adesione. Oggi è il primo giorno è partito molto bene perché abbiamo 150 prenotazioni per i cani e una cinquantina per i gatti, quindi diciamo giornata piena. Abbiamo i 2 punti vaccinali che hanno 3 linee di vaccinazione, 2 dedicate ai cani e 1 ai gatti, quindi non abbiamo problema di organizzazione. 2 gli hub aperti dalle 8 alle 18 anche il weekend, uno in centro in via Vittorio Emanuele, l'altro a San Giacomo presso Prealpi Soccorso, e un impegno straordinario messo in campo da ULSS 2, Regione Veneto e Comune per fermare sul nascere qualsiasi rischio di diffusione. Io devo veramente ringraziare il direttore generale dell'ULSS, il dottor Bizzarri, e l'assessore regionale Gerosa per questo importante impegno che hanno preso nei confronti della cittadinanza, della città appunto di Vittorio Veneto, perché appunto mettendo in atto la gratuità dei vaccini riusciamo a raggiungere sicuramente più persone e più animali, e quindi questo è un segno anche di attenzione verso la cittadinanza. Voglio anche ringraziare tutte le associazioni del volontariato, della protezione civile che stanno naturalmente supportando questa azione, i veterinari dell'ULSS che stanno intervenendo. I proprietari che hanno già provveduto autonomamente alla vaccinazione potranno richiedere il rimborso della spesa sostenuta. In aiuto ai veterinari del territorio anche alcuni delle altre unità sanitarie. Ne approfitto per ringraziare i 5 colleghi delle ULSS di Belluno, di Venezia, di San Donà e di Padova, che ci hanno consentito di poter integrare le nostre squadre di lavoro con i loro veterinari. Grazie, perché questo è un segno di collaborazione tra le aziende sanitarie ed è molto importante per il sistema sanitario regionale.